Buonasera a tutti e bentrovati per una nuova puntata di A Tutto Campo, questa sera dedicata alla delegazione di Agrigento e in particolare alla rappresentativa allievi che ha vinto il titolo regionale di categoria, aggiudicandosi il torneo Brucato. Andiamo subito a presentare gli ospiti in studio, che sono il presidente della delegazione di Agrigento Stefano Valenti. Buonasera a tutti. Il vicepresidente di delegazione Angelo Caramanno. Buonasera. Il selezionatore della categoria allievi Lillo Giardina. Buonasera. Il medico sociale della rappresentativa allievi dottore Pietro Curella. Buonasera. E il collaboratore tecnico Sossio Aruta. Buonasera a tutti. Siamo appunto qui, ci sono due bei trofei conquistati per la prima volta nella storia della delegazione di Agrigento per quanto riguarda la categoria allievi. E con noi stasera ci sono una buona rappresentanza dei ragazzi che si sono laureati campioni regionali di categoria. Voglio proprio iniziare da loro, dai protagonisti che sono scesi in campo, hanno vinto la finale alla grande contro il Palermo per 3-0. Iniziamo subito a presentarli. Il primo alla vostra destra è Gabriele Trupia. Prego Gabriele di presentarti. Mi chiamo Gabriele Trupia, gioco in porta nella società sportiva Renato Traina. Puoi passare il microfono a Giuseppe. Mi chiamo Marchese Giuseppe, sono un centrocampista e gioco nell'SD Virtus Favara. Mi chiamo Giovanni Zambito Marsala, sono un centrocampista e gioco nel Favara Academy. Buonasera a tutti, mi chiamo Amele Carmelo, sono un difensore centrale, gioco nelle USD Trinacria e affiliato di Genova Porto Empedocle. Buonasera a tutti, mi chiamo Gioele Foti, sono un attaccante e gioco nell'USD Agrigento. Buonasera, sono Vito Miliotto e gioco a centrocampo nel Camarat. Buonasera, sono Todoro Alessio, gioco in porta nell'SD Canicattì. Buonasera, sono Guadagnolo Giuliano, sono un attaccante e gioco nel Favara Academy. Buonasera a tutti, sono Vaccarello Giuseppe, gioco nell'SD Canicattì e sono un esterno alto. Buonasera, sono Amedi Lauria, sono un centrocampista e gioco nel Santa Sofia. Questa è una rappresentanza di ragazzi, chiaramente gli altri chi impegnato per gli allenamenti, chi impegnato per problemi personali, e comunque li andiamo anche a ricordare: Antonino Cardiricchia, Giuseppe Magliarisi, Antonio Pesarini il capitano, Andrea Arcieri, Benedetto Greco, Giovanni Saccà, Giuseppe Francesco Pontini e Giovanni Traina. Presidente, una bella soddisfazione per la delegazione di Agrigento avere conquistato questo titolo, quindi si sta a dimostrare che la delegazione di Agrigento sta lavorando davvero bene. Sì, per noi è una bella soddisfazione aver raggiunto l'obiettivo, quello di vincere questo ambito trofeo, un trofeo dedicato all'amico Piero Bravo Brucato, amico prima che presidente del settore giovanile, quindi potete capire che per me e per Angelo questa è una doppia soddisfazione, non solo per aver vinto il titolo, ma per aver vinto una coppa dedicata ad un amico che oggi non c'è più. È una soddisfazione che non della sola delegazione, vorrei precisare, ma è una bella vittoria da parte di tutta la provincia di Agrigento, perché quando parliamo di rappresentative, quando parliamo di un gruppo di ragazzi che oggi vedete qua tutti emozionati, magari per alcuni è la prima volta che scendono non sul campo ma scendono in uno studio televisivo, è chiaro che rappresenta tutta la nostra provincia, quindi perché è un titolo che va diciamo, a rinforzare un po' il lavoro che si fa nella provincia, e questi sono gli elementi da cui il mister dalle società e quindi che propone al calcio siciliano in primis. Angelo Caramanno. Angelo, per te è stata ritrovare una nuova emozione, perché tu da allenatore hai vinto un titolo giovanissimi, con gli allievi Agrigento non era mai riuscito. Che emozione hai provato? Allora, l'ho vinto come, diciamo, allenatore, ne ho vinti 3 veramente, Tonino, di titoli giovanissimi, uno nel 99, uno nel 2008 e uno nel 2012, è stata l'ultima vittoria che abbiamo fatto con i giovanissimi. E nel 2010 abbiamo vinto invece la Juniores col Palermo a Palermo, una bella soddisfazione.
sono due emozioni diverse. Prima la vivevi in primo piano, quindi soffrivi con i ragazzi, adesso vivere la dirigente è un altro tipo di emozione molto bella, perché va a, diciamo, a coronare tutto il lavoro fatto col presidente. Si parte dalla scelta dello staff, andare a individuare le persone giuste, le persone al punto giusto, al momento giusto, e la scelta di questo staff molto oculato, molto preciso, alla fine ci ha dato ragione. Ragazzi in gamba che sanno lavorare bene, ma soprattutto che sono rapportati bene con le società e con i ragazzi. Lillo Giardina, Sussia Ruta, Tonino Butera e anche il medico Pietro Curella hanno formato un gruppo squadra, non una rappresentativa. È difficilissimo farlo in poco tempo. Io e il presidente Valente l'abbiamo fatto per diversi anni e la difficoltà sta appunto andare a creare una squadra in poco tempo. Loro ci sono riusciti, hanno avuto questo tipo di, diciamo, di lungimiranza, di avere subito i ragazzi su cui poter puntare e saperli mettere in campo. Alla fine la cosa più bella è vincere il torneo con un netto 3-0, tutto il percorso è andato benissimo e sottolineo che la vittoria è stupenda, meravigliosa, ma sottolineo che è stata una squadra correttissima ed è valori che col presidente noi inculchiamo a tutte le nostre società a livello provinciale e la rappresentativa che rappresenta tutte queste società l'ha dimostrato. Infatti noi, lo ribadisco con pieno orgoglio, la vittoria l'hanno vista tutti, ma dire che abbiamo preso 0 ammonizioni in tutto il torneo è la cosa più bella e più che ci fa più, diciamo, rimanere contenti per l'attività svolta in tutto questo periodo. Sicuramente è una cosa che va a gratificare anche il lavoro dei tecnici. Lillo Giardina, come hai vissuto questa esperienza? La differenza tra l'anno scorso e quest'anno è sicuramente la vittoria del titolo. Quest'anno eri in prima persona, l'anno scorso eri il collaboratore, quest'anno hai avuto la responsabilità e sei stato supportato sicuramente da uno staff d'eccezione. Sì, sicuramente l'anno scorso l'ho vissuto in secondo piano, anche se ne facevo parte a tutti gli effetti, mentre quest'anno ero il responsabile. Che dire, fa piacere aver raggiunto il risultato, aver vinto il torneo Brucato. Questo penso che sia merito di tutto lo staff e merito dei ragazzi e poi volevo ringraziare inoltre tutti i ragazzi che hanno fatto parte della rappresentativa, anche coloro che sono venuti nei primi allenamenti e che hanno fatto parte di qualche partita. Anche merito loro se abbiamo vinto il torneo. Il dottore Curella è il medico della rappresentativa, ma il dottore Curella ha dato un grosso supporto, perché non dobbiamo dimenticare, per chi non lo conoscesse, che Pietro è stato un giocatore di calcio, ricordo io facevo il centravanti e quindi è un conoscitore di calcio. Avere un medico sempre presente negli allenamenti e nelle partite è stato per noi sicuramente un toccasana. Come hai vissuto, Pietro, questa esperienza? Intanto ringrazio il Presidente Valenti per avermi dato l'opportunità, anche il Vice Delegato Angelo, di far parte di questo grande gruppo. Poi in primis ricordiamo che i due tecnici sono stati chi avversario come Lillo, ho avuto la fortuna di ritornare a lavorare con lui perché è una persona veramente competente e umile, e ritrovare anche il mio ex compagno di squadra, Sossio Aruta, ai tempi di Ellicate in eccellenza. È stata un'emozione particolare e molto bella. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima, un'esperienza coronata al primo anno di collaborazione con la vittoria del trofeo, e ne sono molto orgoglioso che la provincia di Agrigento abbia avuto un grande risultato. Sossio Aruta, prima esperienza con la rappresentativa, sei stato chiamato in causa, forse neanche te l'aspettavi che il Presidente Valenti ti chiamasse in causa, invece sei stato chiamato e hai risposto molto bene. Come hai vissuto anche tu questa esperienza? Allora, appena mi è arrivata la telefonata del Presidente Valenti, diciamo, anche insieme ad Angelo, io ho subito accettato questo impegno, diciamo. Però devo dire che, conoscendo un po' già le persone che ne facevano parte, quali Lillo, anche Pietro Curella, l'ho presa al volo e con tanto entusiasmo. Devo dire che, nonostante le notizie che arrivavano, Palermo e Catania sempre molto forti, ogni anno vincevano loro, io ho visto un lavoro che sembra strano, ma è stato molto, molto, tra virgolette, semplice, perché avevamo un gruppo molto disponibile. C'è stata collaborazione con Lillo, con Pietro, con il Presidente. I ragazzi erano, dal mio umile punto di vista, molto molto bravi, anche dal punto di vista tecnico e anche come persone, perché il fatto di non prendere un'ammonizione su 5-6 partite la dice tutta. Abbiamo affrontato ogni partita con l'umiltà e con la consapevolezza che comunque ce la potevamo giocare con tutti, e alla fine, con anche un po' di fortuna,
ce l'abbiamo fatta. Voglio ritornare un po' alla finale, credo con Lillo Giardina, un capolavoro tattico perché avete studiato l'avversario, negli allenamenti di rifinitura soprattutto avete vinto questa partita, secondo il mio punto di vista. Sì, bene o male sapevamo i punti forti della squadra avversaria, quindi durante la settimana e pochi allenamenti che abbiamo fatto abbiamo lavorato proprio sui punti forti della squadra avversaria. E poi tutto quello che abbiamo fatto si è riversato nel campo, grazie a Dio è stato fatto tutto bene, ci è riuscito, quindi abbiamo limitato le loro potenzialità e siamo riusciti a vincere la partita. Una squadra che ha anche un record, quello di avere subito meno gol, ne ha fatti 10, ne ha subiti 2, tutte le altre squadre da 6 a salire. La forza di questa difesa è stata, diciamo... non è solo la forza della difesa, la difesa era ottima, ma penso che sia la forza della squadra, perché tutti riuscivamo sia a attaccare che a difendere nello stesso modo, quindi quando si riesce a fare la squadra che combatte, si riesce a fare tutto lo stesso movimento, è difficile che si prendano gol. Presidente Valenti, oltre alla rappresentativa allievi, Agrigento ha portato in semifinale la rappresentativa giovanissimi, una rappresentativa che ha lavorato molto bene, non è arrivata in finale, comunque ha ottenuto un ottimo risultato. Sì, io devo dire con molta franchezza che quest'anno siamo contenti, ma anche l'anno scorso, delle persone che abbiamo individuato per queste rappresentative. Come tecnico gli anni precedenti si facevano le scelte sui giocatori, ora come presidente si fanno le scelte sui tecnici e sulla loro scelta noi, sia io e Angelo, con cui ci dialoghiamo sempre, siamo sempre stati d'accordo di aver trovato delle persone molto umili, delle persone preparate, soprattutto con molta passione, perché ricordo a tutti che queste persone che prendono l'impegno di allenare una selezione, una rappresentativa, lo fanno solo esclusivamente gratuitamente, senza nessuna retribuzione. Quindi significa che è un lavoro molto assiduo, un lavoro che va fatto per un po' di tempo, con molta responsabilità e devo dire anche con un po' d'orgoglio, perché rappresentare la nostra provincia con questi ragazzi è come avere una piccola nazionale per la nostra appunto provincia. E devo dire che sia il lavoro fatto dai tecnici della rappresentativa provinciale, con i tecnici che per un soffio non sono andati in finale, quello fatto con la rappresentativa allievi, è stato un lavoro eccezionale perché non va visto solo dal punto di vista finale perché abbiamo vinto il torneo, ma va visto come una raccolta di persone, un sensibilizzare le società a essere presenti in questa rappresentativa, e significa anche dare l'input e far capire a tutte le società che fanno parte oggi di questa rappresentativa e di quelli che non sono con noi per motivi di numero. Devo dire che la rappresentativa è la rappresentativa di tutti, quindi invito sempre le società a essere vicine alle rappresentative anche nei prossimi anni, perché loro rappresentano tutta la nostra provincia e in questo senso dobbiamo essere felici tutti e contenti di aver raggiunto un traguardo prestigioso. Ora qualche domanda voglio porla ai ragazzi, iniziamo da Lauria Medi che è il vice capitano della squadra, lui gioca con il Santa Sofia Licato, una società che si sta ben distinguendo nel campionato regionale sia allievi che giovanissimi e ci ha fornito diversi elementi, Lauria è uno di questi. Intanto quanti gol hai realizzato in questo torneo? 4 reti. 4 reti, racconta la più bella. Non gliene è stata una più bella, sono state tutte reti che sono servite a vincere le partite, quindi sono state tutte belle. Giuseppe Vaccarello, che esperienza è stata questa con la rappresentativa? Tu l'anno scorso facevi parte della rappresentativa, un 2002, un 2001, hai fatto 2 stagioni. Che idea ti sei fatto di andare in rappresentativa? Tu eri uno dei più assidui, io ero sempre con voi, quindi. È stata una bella esperienza che alla fine abbiamo vinto e quindi è stato bello e basta. Giuliano Guadagnoli, tu giochi con l'Accademia Favara, sei il centravanti dell'Accademia Favara, anno 2002 per te, nuove prospettive anche per la stagione futura.
chiaramente tutto si guadagna sul campo. Come hai vissuto tu questa esperienza, anche se hai giocato meno rispetto agli altri, però quando sei stato chiamato in causa hai dato il tuo massimo? È stata una bellissima esperienza che porterò per tutta la mia carriera, per tutta la mia vita, non la scorderò mai. E devo dire, un gruppo di ragazzi, un gruppo di amici ora. Sono felice per questo trofeo vinto da me e da tutti noi. Perfetto. Alessio Tilli, Todaro Tilli, il portiere, le prime partite ha giocato il tuo grande amico Trupia, poi Lillo Giardina ti ha messo in campo. Com'è stata la stagione per te? Tu l'anno scorso eri con la rappresentativa. Sì, pure l'anno scorso ho partecipato alla rappresentativa, però questo è stato sicuramente l'anno più bello perché insieme a questo magnifico gruppo siamo riusciti a portare il torneo a casa e vincerlo dopo tanto tempo. È stata un'esperienza bellissima, penso da parte di tutti, e sicuramente servirà per ognuno di noi per la nostra crescita calcistica. Accanto a te c'è Vito Miliotto che si è tesserato nel Camarat. Il Renato Maggio ogni tanto magari non ti voleva mandare, ma poi Renato è uno competente di calcio, vi gestiva bene. Come è stata per te? Tu sei di Alessandria della Rocca, quindi un paese molto lontano, però sempre presente agli allenamenti, ci vuole sacrificio nel calcio, vero? Certo, è stata una bella esperienza ed è servito soprattutto a migliorare il processo per diventare un giocatore. Abbiamo vinto per la prima volta della storia ed è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto tutti insieme. Accanto a te c'è il gioiellino, io lo chiamavo, della rappresentativa allievi, e Gioele Foti, utilizzato molto spesso nella ripresa da mister Lillo Giardina, che aveva la carta conservata per vincere qualche partita. Hai quasi sempre segnato, sei entrato e segnato, Gioele. Un'esperienza, credo. Sì, secondo me è stata un'esperienza fantastica, anche perché io inizialmente non pensavo che mi selezionassero in questo gruppo, che è davvero fantastico, devo ammettere. Ci sono ragazzi che sono davvero meravigliosi. Però quando sono stato selezionato ho pensato che dovevo cercare di fare il massimo, non solo per me ma anche per la squadra. Ho realizzato in questo torneo 4 gol, ma il merito non è stato solo mio, ma soprattutto dei miei compagni. E penso che sia stata un'esperienza fantastica che porterò per in tutta la mia vita. Anche Porto Empedocle ha partecipato alla rappresentativa, c'erano diversi ragazzi, tra cui c'è Carmelo Amel dell'Etrinacria di Giovanni Castelli. Carmelo. È stata una bellissima esperienza, anche io non pensavo di essere selezionato, però quando sono stato selezionato ho pensato che dovevo dare il massimo. Ringrazio il mister e la bellissima squadra e il bellissimo gruppo che si è creato. Giovanni Zambito, centrocampista dell'Accademia Favara. Giovanni, tu hai giocato in casa contro il Palermo, sei entrato negli ultimi minuti, hai dato il tuo contributo sicuramente alla squadra. Sì, anche io come Gioele non pensavo sarei stato selezionato, anche se entravo alla fine mi impegnavo al massimo, perché infatti si è visto che dalla panchina si sono risvolte le partite. Giuseppe Marchese, anche Giuseppe con la Virtus Favara in questa rappresentativa, molti di voi non se l'aspettavano, quindi questo significa che, come qualcuno i ragazzi sono emozionati, vuole malignare, i ragazzi sono emozionati, noi un pochettino li facciamo riprendere, significa che tutti hanno la possibilità di giocare. Sì, ringrazio tutto lo staff per avermi chiamato in causa e ho cercato di dare il massimo, di giocarmi tutte le mie carte. È stata un'esperienza fantastica con un gruppo di ragazzi unici, più amici, prima amici che poi compagni di squadra. Gabriele Trupia? Allora, ribadisco, è stata un'esperienza molto bella, ringrazio lo staff nuovamente, dico che questo gruppo rimarrà nella storia, perché oltre ad essere una bellissima squadra siamo anche dei fratelli. Grazie ai ragazzi. Presidente, ritorniamo, i ragazzi sono felicissimi di aver vinto questo titolo, ma soprattutto di aver fatto un grande gruppo. La delegazione di Agrigento vuole proprio
che i ragazzi si divertano giocando a calcio. Ma sì, sicuramente il nostro obiettivo è quello di far praticare attività sportiva a quante più persone possibile, però dalle parole che dicono i ragazzi esce fuori poi alla fine quello che predichiamo sempre, e cioè che molti di loro non si aspettavano di essere selezionati, quindi significa che non ci sono, come ripetiamo da tantissimi anni, non ci sono, i tecnici non sono orientati verso una società o verso un giocatore, ma i tecnici sono orientati a guardare, a vedere i giocatori che secondo il loro modo di vedere possono riuscire a dare il massimo nel gruppo. Molte volte si ha poco tempo per selezionare veramente tantissimi ragazzi e quindi ognuno cerca di intuire quelle persone che possono dare un contributo massimo nella rappresentativa. Poi è anche vero quello che dice Trupia, questi sono ragazzi di una vittoria che resterà nella storia, perché quando si vince un trofeo, le foto, i ricordi, il trofeo che rimarrà in delegazione, le esperienze sono delle cose bellissime che difficilmente si potranno dimenticare, ma anzi che devono servire, a mio avviso, e questo mi permetto di dire, deve servire non come punto d'arrivo perché si è vinto un torneo, ma deve servire come un punto di partenza, perché un torneo si vince perché ci sono sacrifici, ci sono, come dici tu, assiduità negli allenamenti con tanti genitori che ringrazio personalmente per il lavoro che hanno fatto, il lavoro e i viaggi dalle proprie paesi al campo di pertinenza. Se mi permette, oltre ai tecnici volevo ringraziare anche le società che ci hanno permesso di utilizzare il loro giocatore, gli staff tutti e due delle rappresentative allievi giovanissimi e questi genitori che nonostante le distanze sono sempre vicino ai loro figli, e noi grazie a loro abbiamo la possibilità di utilizzare tra virgolette questi loro figli per veicolare un messaggio di calcio non professionista ma di calcio dilettantistico, dove con tanti sacrifici ma principalmente con tanta passione si riesce a fare tantissime cose, e oggi questa è la dimostrazione pratica che con molto buona volontà e partecipazione siamo riusciti a portare a casa un trofeo veramente bellissimo. Angelo Caramanno, un movimento calcistico che in provincia di Agrigento vedo crescere negli ultimi anni in maniera esponenziale. Già la terza categoria dimostra, abbiamo ceduto anche squadre nelle nostre province, fa un girone a 15, dico, e anche in prima categoria succede questo. Sì, Tonino, c'è un grande lavoro. Da 4 anni con il presidente Valenti si è cercato di dare un taglio diverso, andando verso all'avanguardia con i tempi, cercando di dare sempre qualcosa in più, di trovare qualche soluzione in più per migliorare, sempre per migliorare, senza guardare in faccia a nessuno. A volte anche dicendo dei no, dando le indicazioni ben precise, però alla fine quello che conta sono i risultati. Noi abbiamo avuto una crescita di squadre in terza categoria, come dicevi appunto tu, abbiamo avuto squadre nel versante del Trapanese e squadre nel Misseno, e abbiamo fatto un campionato, diciamo, abbastanza numeroso come squadre, quindi bello competitivo. Soprattutto ci teniamo a dire che la violenza è diminuita perché noi, il presidente Valenti punta sempre sul dialogo con gli arbitri e la società. Questo ci permette, e la prevenzione soprattutto, ci permette di avere meno violenza, e quindi addirittura facciamo degli incontri per far conoscere il regolamento ai giocatori e ai dirigenti, in modo tale che le proteste sono sempre di meno, e quindi conoscendo gli avversari, conoscendo gli arbitri, c'è sempre un momento di incontro e di amicizia che previene eventualmente fatti poco piacevoli che capitavano precedentemente negli altri anni in questi campi. Per quanto concerne invece il settore giovanile, diciamo che ci sono dei tecnici preparati che si impegnano, e quindi è chiaro che poi tutto il lavoro fatto dai nostri tecnici è stato tutto meraviglioso, però la base è la collaborazione della società, che è stata, diciamo, quasi perfetta. C'è sempre qualche neo, però è normale questo. Io volevo ringraziare pure, oltre ai presenti dello staff e degli allievi, anche i giovanissimi, sono stati meravigliosi. Non abbiamo raggiunto, come dicevate poco fa voi, la finale per un gol preso nel minuto di recupero a Licata in una semifinale, però i tecnici e i ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso, hanno vinto 2 partite, in casa col Siracusa e fuori casa a Leonforte con l'Enna, senza subire gol. Hanno pareggiato 2-2 a Catania, una bellissima partita, un incontro meraviglioso,
E poi nella semifinale abbiamo perso con il Catania all'ultimo minuto, però dopo aver preso una bella traversa. Quindi volevo ringraziare i tecnici, Costantino Soglia che è il tecnico responsabile, Sergio Rotolo che è stato chiamato in causa ed è stato subito disponibile e anche lui ha dato il suo contributo, e soprattutto il dirigente Delfino che si è impegnato tantissimo nel coordinare questa rappresentativa a livello giovanisti con la società. Lillo Giardina, ritorniamo ai nostri allievi. Qual è stata la medicina che ha portato a vincere questo torneo? Medicina. Secondo me è stata la coesione che c'è stata con il gruppo, con tutto il team. Quindi questo ha permesso di fare di fare subito gruppo in modo che si formasse subito la squadra e siamo stati subito competitivi. Dottore Curella, molto amato dai ragazzi e da tutto lo staff, sei stato inseguito a bottigliate d'acqua quando l'arbitro ha fischiato alla fine, è stata una grande gioia sicuramente per te. È stata una grande gioia soprattutto perché sono ragazzi che seguiamo dai primi allenamenti con Sossio e anche con Lillo, quindi si crea quel gruppo e quell'unione che dicevano sia il presidente, sia Angelo, sia anche Lillo, e questo è la base dei risultati, perché un grande gruppo, sai benissimo Tonino, che porta a grandi risultati, e non per questo siamo arrivati in finale e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa il trofeo. Sossio Aruta, per il prossimo anno se riceverai un'altra telefonata penso l'accetterà di buon grado il presidente Valenti. Ma dipende da tante cose, se mi proporrete il biennale o il triennale poi vediamo. Comunque sicuramente è stata una bella esperienza da ripetere e comunque anche sulla scia dei giovanissimi comunque già c'è un bel gruppo, quindi comunque penso sicuramente di sì, non ci sono problemi. Presidente, andiamo quasi a chiudere questa trasmissione, cosa vogliamo dire? Io qualcosa alle società la voglio sicuramente dire, intanto vi ringrazio e poi vi sprono sempre di più a segnalarci ragazzi, sia per i giovanissimi, per la rappresentativa allievi, per gli anni a seguire, perché noi non abbiamo pregiudizi per nessuno e anzi personalmente io mi rammarico quando qualche società ha qualche gioiellino e lo tiene un po' conservato. Mi sono sentito con società che non ci hanno segnalato giocatori e hanno dei buoni giocatori, loro già lo sanno, quindi penso che è uno stimolo per tutti portare ragazzi poi a farli vedere in giro per la Sicilia in tutti i campi. Presidente. Sì, questo è la rappresentativa è una vetrina eccezionale perché è la classica vetrina dove vengono selezionati tra virgolette i migliori, ma sono quelli che hanno poi la possibilità di essere visti anche da altre società, da visionatori, così da gente del mestiere. Devo anche dire che hanno la possibilità di, ora questi ragazzi della rappresentativa provinciale, di far parte di un'altra rappresentativa, perché non è che finisce qua il lavoro. Noi questa rappresentativa, cui ringraziamo personalmente il Presidente Lopresti che ha dato la possibilità dopo un paio d'anni che era ferma, che il bloccato era fermo, di dare continuità a questa rappresentativa. Ma queste rappresentative provinciali nascono con l'obiettivo di andare a formare poi la rappresentativa regionale. Come tu sai, la rappresentativa regionale è quella che andrà a fare il torneo delle regioni e quindi pescherà tra i vari ragazzi che hanno fatto parte della rappresentativa provinciale, sia di Agrigento, sia di Trapani, Palermo, di tutte le nostre delegazioni. Quindi per noi questo è un lavoro di supporto per la rappresentativa regionale, ma per loro è una bellissima vetrina e lo sanno perché qua dietro di me c'è un ragazzo che l'anno scorso ha fatto la rappresentativa regionale Guadagnoli e sicuramente di quell'esperienza ne avrà fatto un frutto, diciamo, positivo, perché è un torneo nazionale, quello che andranno a fare i loro colleghi o qualcuno di loro sicuramente, e quindi darà una visibilità a loro molto molto più ampia. E devo dire che anche loro sono stati visti dalle nostre selezioni regionali, di cui il tecnico è Antonio Mulè e il collaboratore ce l'abbiamo pure qua della rappresentativa regionale che è Lillo Giardina, con cui abbiamo lavorato anche l'anno scorso, e questo significa che nella nostra provincia c'è gente che lavora, c'è gente che si fa apprezzare per le proprie qualità, e devo dire che
io sono contento di aver individuato, ma tra l'altro di aver con noi in questo gruppo, e ripeto, la delegazione non è di Stefano Valente o di Angelo Caramanno, ma la delegazione è di tutti, così come la rappresentativa, come dici tu, come hai detto poco fa tu, e di tutte le società. Quindi mi auguro che questo titolo possa avvicinare ancora di più le società alle rappresentative e che spadi il titolo che i tecnici mirano sotto alcune direttive che assolutamente sono inutili, perché le direttive sono quelle di individuare le persone più propensi per fare bella figura a tutti. Angelo Caramanno, coordinatore delle 2 rappresentative, cosa vuoi dire tu in merito? No, io volevo ringraziare innanzitutto diciamo, i sindaci dei vari comuni che ci hanno permesso di poter giocare le partite casalinghe sia a Favara 2 partite che a Licata, e tutti quei, diciamo, quei comuni dove si è pure fatto diciamo, gli allenamenti, gli stage, quindi tutti i vari comuni, perché grazie a loro noi, non avendo un campo, visto che siamo una rappresentativa, grazie a loro ci hanno permesso di fare un lavoro certosino, e quindi alla fine il risultato è stato eccezionale anche grazie a questi interventi fatti da questi amministratori. E poi la ciliegina sulla torta, a fine partita ci è stato comunicato che 2 dei nostri calciatori saranno segnalati per la nazionale, Pesarini e Greco, quindi questa è una bella soddisfazione, avere 2 ragazzi che possono, diciamo, essere visti, non diciamo, far parte della nazionale, però questa è una cosa che deve essere da stimolo per tutti, per le società quando noi li chiamiamo a mandarci i calciatori. Questo può essere una vetrina importante per i loro calciatori e i loro figli, quindi quando noi facciamo la convocazione partecipate, collaborate, perché è dell'interesse delle vostre società e di tutto il movimento agrigentino che noi rappresentiamo. Lillo Giardina, oltre ad essere il tecnico degli allievi provinciali, è il collaboratore di Antonio Mulè nella rappresentativa regionale, ma si occupa anche del centro Agela, del centro giovanile. Sì, qualcosa su questi centri, come vanno? No, allora, il centro federale. È un'esperienza, non è un'esperienza nuova, è un'esperienza bellissima. Si occupa dei ragazzi del territorio, diciamo, che prende la parte di Caltanissetta, la provincia di Caltanissetta, e praticamente raccoglie i ragazzi delle varie società che ci sono nella provincia di Caltanissetta, e si fanno gli allenamenti che ci vengono mandati dalla federazione Gioco Calcio, e cerchiamo di trovare, allenare e trovare ragazzi per poterli già formare già pronti per le nazionali under 15, under 14. Dottore Curella, come diceva Angelo Caramanno, una bella vetrina, il torneo Brucato, 2 ragazzi segnalati in nazionale, chiaramente saranno visti, altri ragazzi sono stati già convocati per Capodorlando, saranno visti dal selezionatore che è Antonio Mulè. Cosa ne pensi tu di questa vetrina? È una bella vetrina davvero il torneo Brucato. È un'ottima vetrina, anche perché dà l'opportunità poi, passando dalle provinciali, diciamo così, di poter essere convocati per le regionali e così per le nazionali. Quindi soprattutto è un'ottima vetrina, perché ho fatto anch'io quando ero più piccolo le provinciali, e quindi so che cosa significa rappresentare soprattutto la provincia di Agrigento e lottare per la nostra provincia. Queste sono delle soddisfazioni che si sono prese tutti loro, e che molto probabilmente alcuni di loro andranno col mister Giardina alle regionali. Sossi Aruta non è siciliano, sei venuto tanto tempo fa, hai giocato con l'Acragas, hai vissuto l'esperienza da giocatore, poi successivamente da tecnico. Cosa ne pensi di questo movimento agrigentino a questo punto? Beh, diciamo che, come dicevano anche prima, il movimento è in fermento, ci sono tanti giovani promettenti. Per quanto riguarda il discorso, spesso negli spogliatoi ai ragazzi dicevo, anche io ho partecipato alla rappresentativa, quindi so che cosa significa. Dicevo sempre, bisogna giocare per la squadra, per il gruppo, però un occhio sempre anche a coloro che ci guardano dalle tribune, dagli spalti. Prova ne è stata che quando siamo andati a giocare a Catania, aspettando prima la partita dei giovanissimi, ero con gli allievi sulla tribuna e c'erano ben 2 osservatori di squadre di Lega Pro che già avevano delle liste in mano, quindi sono delle opportunità da non perdere, e quindi anche, come diceva prima il presidente Valenti, Angelo Caramanno,
tante altre società dovrebbero prendere molto sul serio il discorso rappresentativo per dare un'opportunità ai propri ai ragazzi, ai propri giocatori. Quindi anche i genitori, tutti i sacrifici che loro fanno, c'è anche sempre il risvolto che può essere l'opportunità giusta per poi avere un po' di fortuna e andare avanti. Chiudiamo col Presidente Valenti. Presidente Valenti, abbiamo parlato noi di questi ragazzi, di prospettive. La delegazione di Agrigento non è pro cacciatore d'affari, li vuole fare crescere a tutti i livelli, non li va a offrire alle società sicuramente, non siamo sicuramente dei procuratori, però a noi piace che i ragazzi vengano visti. Ma sicuramente, perché l'obiettivo nostro è quello di fare calcio, ma fare calcio seriamente. Infatti quello che noi predichiamo è di non offrire ai ragazzi un'illusione o non fargli capire che facilmente si può andare avanti. Il calcio purtroppo è un'attività molto difficile, molto dura da portare avanti, perché per emergere occorre tanto sacrificio e molta umiltà. Noi predichiamo questo, perché assieme a questo cerchiamo a 360 gradi con questo nuovo gruppo di delegazione, la delegazione che rappresento, di portare avanti tutte le attività possibili, perché come tu sai, oltre alla rappresentativa, noi portiamo avanti anche l'attività non solo della terza categoria, ma quest'anno abbiamo dato l'opportunità anche dalla nostra provincia di avere il calcio femminile con una squadra di Licata, calcio a 11, siamo riusciti a far partire un calcio amatoriale sempre con il calcio a 5 femminile, e oltre ai nostri tornei di allievi giovanissimi attività di base che sono partiti, sta per adesso per partire anche il torneo di calcio a 5, lo voglio dire così questa sera anche per dare questa notizia, il torneo di amatoriale di calcio a 5 maschile, per dare la possibilità a tutti di fare attività motoria, attività nel nostro caso calcio, per dare a tutti la possibilità di divertirsi in un clima leale e in piena sportività. Si chiude qui questa puntata speciale di A Tutto Campo con la delegazione di Agrigento protagonista con la vittoria del titolo regionale allievi. Si è aggiudicato il torneo Brugato. Ringrazio gli ospiti intervenuti, Sossio Aruta. Grazie a voi, buona serata. Dottore Pietro Curella. Grazie a voi, buona serata. Lillo Giardina. Grazie e buona serata. Angelo Caramanno. Buonasera. Stefano Valenti. Buonasera a tutti e grazie. È un'inquadratura a tutti i ragazzi, ai campioni regionali della categoria allievi. Facciamo È un applauso.